like Sunday morning. È sempre domenica, siamo tornati qui dagli studi di Teleeuropa Network e questa volta sono accompagnata da Cataldo Calabreta. Finalmente sei arrivato. Mi sono materializzato per il piacere di condividere questo palco con te. Ma io sono felicissima che finalmente insomma sei qui con me, perché era un po' pesante. Però non ti ho lasciato completamente sola nelle ultime perché tu due sei puntate. in giro, fai tante Ti ho inviato dei interviste. contributi preziosissimi, dai. Bellissimi, bellissimi. Okay, quindi Sono mi molto dai il tuo ok su quello che è stato fatto fino ad oggi. Sei stato Grazie. bravissimo, ma Grazie, adesso rimani Raffaella. qua, per Io sono favore. felice di stare con te, altro che ci conosciamo da tanti anni, quindi per me Assolutamente. è veramente un onore lavorare al tuo fianco. Grazie, un onore Grazie che a te. assolutamente ho anch'io. Insomma, accompagneremo gli spettatori calabresi in queste domeniche e racconteremo tantissime cose, soprattutto avremo tantissimi ospiti e tantissimi ospiti nazionali grazie a te. Beh sì, sono qui, ci sono venuti a trovare e oggi iniziamo con due donne meravigliose, sono bellissime. No, ma è vero. Sono è bellissime, vero. sono straordinarie. Allora iniziamo, le presentiamo subito la nostra Paola Piccilli, presidente di Fluendo. Una produttrice Benvenuta. televisiva, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Prego, prego. E poi un volto noto di Porta a Porta di Rai 1, insomma, inviata di Bruno Vespa, Vittoriana Base, benvenuta. Buon pomeriggio Raffaella. Buon pomeriggio grazie. Cataldo. Allora dai, ci accomodiamo subito, chiacchieriamo con due donne del sud. No, noi potremmo tranquillamente raccontare questa storia direttamente ai tanti ragazzi calabresi che ci seguono e che sognano, ecco, di arrivare a conquistare le grandi città con una professione grazie a tanta determinazione, tanta caparbietà. E Paola è andata via dalla sua agropoli per studiare alla LUISS di Roma e poi è riuscita a diventare un'esperta, che lei lavora nel mondo della comunicazione a 360 gradi e oggi fa anche la produttrice televisiva, poi ci racconterà di questa meravigliosa avventura. Vittoriana Abate è una giornalista e conduttrice di Rai 1, è il pilastro di Porta a Porta, la trasmissione, il talk per antonomasia degli italiani, condotto da Bruno Vespa, ed è una delle più ambite professioniste. Lo sai perché? Perché Vittoriana è anche molto gettonata dagli altri contenitori di Rai 1 e ci racconterà che cosa fa durante le sue giornate. Quello che contraddistingue le donne del sud in particolar modo è la voglia di farcela, di non dover fare quella maledetta telefonata e dire avevate ragione, torno a casa, non ce l'ho fatta. Ecco, questa è la telefonata che non avremmo mai voluto fare e che non abbiamo mai fatto. Ormai è tardi perché mia mamma non mi ripiglia più. Come l'hai iniziata questa carriera? Qual è stata la tua prima grande occasione professionale? Fare le fotocopie al dipartimento universitario dove io studiavo. Studiavo con ragazzi di famiglie molto famose, molto importanti. Il mio cognome non faceva notizia, non suscitava l'attenzione di nessuno, no. Quindi forse i professori anche per questo si rivolgevano a me, perché io ero Paola, Paola e basta. Paola vieni a fare 2 fotocopie, Paola vieni a tenermi la borsa, Paola... E io non avevo da fare, non conoscevo nessuno a Roma, quindi... Tu, insomma, sei sempre impegnata anche sui casi di cronaca più importanti. Io mi sono da sempre occupata di cronaca nera e giudiziaria, quindi ho da 20 anni seguito i più grandi casi di cronaca e quindi i più noti processi italiani. Sicuramente mi piacerebbe continuare a seguire l'attualità, i grandi casi di cronaca, ma è chiaro che in quella famosa valigia c'è anche un altro sogno, quello di un programma tutto mio. Chissà. Chissà. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita, Sempre non le diciamo dita. niente. È inutile dire che l'incontro più importante è quello che mi ha aperto letteralmente le porte, è l'incontro con Bruno Vespa, l'incontro certo. con una trasmissione fortunata con la quale lavoro da quasi 20 anni. Però la mia carriera è iniziata molto prima e proprio riprendendo le parole di Paola, io sono partita con una valigia e dentro però c'era davvero soltanto un sogno, quello di arrivare a varcare la soglia di Viale Mazzini e guardare da vicino quel cavallo, perché che è il simbolo della Rai. E io sono arrivata in Rai, avevo 20 anni e ancora oggi mi ricordo la forza, la determinazione che ho messo dentro quell'avventura, perché io arrivavo da Salerno con Vespa. Stare qui oggi È un po' come rivivere l'inizio della mia avventura. I primi anni io conducevo un TG locale in una televisione
visione molto piccola, avevo 19 anni, insomma avevo 20 anni, poi ho continuato gli studi universitari, ma quello che mi interessa raccontare oggi è che il sogno di fare il giornalista, perché di questo stiamo parlando, io resto una giornalista, mi piace stare sul campo, mi piace fare l'inviata, il sogno di un giornalista si può realizzare, non bisogna lasciare ai giovani il messaggio che il giornalismo è un mondo difficile, irraggiungibile, non è vero, è un mestiere dove la gavetta è importante, però se si ha talento, determinazione, voglia di iniziare dai primi, si può fare, si può arrivare. Allora, siamo quasi in chiusura di questo, però tanto lo anticipiamo, loro saranno qui con noi anche la prossima settimana. Assolutamente, quindi... state qua una settimana in Calabria, vi facciamo mangiare, non vi preoccupate. E vai! Allora, Paola Piccilli, Vittoriana Abbate, in questo primo spazio di È sempre domenica. A questo punto però io cambio completamente argomento e lancio un contributo, caro Cataldo, perché noi abbiamo il nostro angiologo, cara Paola, che ci dà consigli su come avere le gambe sempre in forma. Per chi fa la conduttrice è un problema serio. Assolutamente, soprattutto tanto tempo in piedi e con i tacchi. Sempre in piedi. Allora il dottor Diaco ci dice un po' come stare con le gambe in forma. Vediamo. Oggi parleremo di alcuni segni, alcuni sintomi che affliggono una donna su due per quanto riguarda la malattia venosa cronica. La sensazione di pesantezza, di bruciore, il gonfiore alle gambe che affliggono le donne soprattutto nel periodo estivo perché si ha una maggiore vasodilatazione delle vene, sono dei segnali da non sottovalutare. Tante volte questo segno e questo sintomo viene sottovalutato dal medico di medicina generale e la malattia venosa cronica procede nel tempo formando delle telangiectasie e delle varici. Come prevenire questa sintomatologia? L'uso della diosmina micronizzata purificata è fondamentale per dare maggiore tonicità alle vene e quindi per far sì che il flusso venoso ritorni nel suo sistema fisiologico. Quindi l'utilizzo di questa diosmina micronizzata purificata è fondamentale perché dà tonicità alla parete venosa ed evita questa sintomatologia e ritarda soprattutto nel tempo il proseguo della malattia venosa cronica. Associata a questo, l'utilizzo delle calze compressive in maniera adeguata, prescritte da un angiologo dopo un'accurata visita angiologica ed un ecocolor Doppler degli arti inferiori venoso, è importante per prevenire nel tempo la formazione di branche varicose e di telangiectasie. Quindi le calze compressive associate alla diosmina micronizzata purificata sono un qualcosa di importante che le donne devono assumere per quanto riguarda la compressa e indossare per quanto riguarda le calze, specie nel periodo estivo e come prevenzione nel periodo invernale. Ringraziamo la consulenza del dottor Elia Diaco e a questo punto, Raffaella, che succede? No, io a questo punto ti lascio qua un secondo perché mi devo andare a fare i capelli. Non mi muovo. No, perché abbiamo una rubrica bellissima, io mi sposto perché mi occupo appunto di capelli con la nostra Mena tutta riccia, salve, che oramai è una rubrica che abbiamo ogni settimana e ci racconta un po' le tendenze appunto e le acconciature, no? Questa volta io te l'avevo chiesto e tu sei stata molto ligia e mi hai portato la nostra Miriana per parlare di capelli e colori scuri. Perché non è che ci sono solo le bionde, scusate. No, infatti ci siamo accontentate entrambe, no? Visto che proprio me l'avevi chiesto, oggi portiamo Valentina che ha una base scura, ma voglio che sia Miriana a raccontarvi questo colore perché lei è la nostra stylist a Rende nel salone Jonathan e quindi lei sicuramente più di me sa come spiegare. Ok, allora Miriana, vai, raccontaci un po'. Allora, salve, Valentina è già scura di suo, è bruna, lei ha una base castano scuro, abbiamo fatto delle schiariture leggere,
a mano libera, le abbiamo tonalizzate con l'Ennè, che è un colore naturale, abbiamo fatto dei riflessi caldi perché lei ha dei colori mediterranei, quindi l'abbiamo collegata molto alla sua carnagione per dare luminosità al viso, alle labbra, a tutti i lineamenti Perché suoi. un po' l'idea è quella di mantenere la naturalezza, no? Cioè la tendenza è quella di essere naturali. Sì, ecco. Sempre, comunque, di basarsi Vabbè, sempre... io non sono molto naturale, però... No, sei molto naturale. No. Però in effetti l'idea è quella. Sì, l'idea è quella di ovviamente basarsi sulla schiaritura del sole, su quello che fa il sole sul nostro capello. Noi cerchiamo di riportarlo sul tecnico e quindi cerchiamo di accontentare le nostre clienti riguardo a questo, perché è questa la tendenza alla quale andiamo incontro. Quindi colori scuri, siamo quasi in chiusura di questo spazio, più o meno, la gamma? Colori scuri, riflessi caldi. Quest'anno va molto il riflesso caldo e va molto, diciamo, il colore omogeneo, quindi il biondo non tramonta mai, ma quest'anno... Il biondo non tramonta mai. La bionda è sempre bionda, no? Certo. Vedi che io ci provo un po'. Vabbè, sì, Quest'anno- biondi dentro. Però quest'anno ci sono abbastanza brune. Ah, ci sono abbastanza brune? Sì. Vabbè, ma noi siamo in terra mediterranea, quindi insomma qualche bruna c'è. Ma castano, moro, rosso, qual è il colore che va di moda? Castano è più sul, diciamo, ramato. Ramato, insomma va un po' Sì, la il cresta. ramato va, sì. Va bene, grazie alla nostra Mena Riccia. Grazie a voi e buon E noi a pomeriggio. questo punto invece lanciamo un altro contributo, perché la nostra Liviana Mirarchi, la nostra influencer, ci racconta da San Giovanni in Fiore, dal suo atelier, quali sono le tendenze per le spose, quelle raffinate, quelle che vogliono sapere qualcosa in più. Poi se la volete contattare, Liviana Mirarchi sui social e il suo blog è sempre pronta a rispondervi. Sentiamo Liviana. Bentornati nel nostro atelier. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con una domanda chiave. L'abito da sposa è un abito di moda? È chiaro che il mondo del wedding risente degli echi della moda. Quest'anno ci sono dei fantastici pizzi effetto tattoo montati sul tulle che risentono proprio della grande passione che le ragazze hanno per i tatuaggi. E quella è una tendenza forte del bridal dell'anno. Ma non vi fissate sull'anno di collezione del vestito. Complice sempre il famoso web, adesso la domanda chiave delle ragazze è: ma quest'abito di quale collezione è? Ma probabilmente l'abito dei vostri sogni esiste, ma non è disegnato in questa collezione. Quindi non siate fiscali sull'anno di produzione. Sono 60 anni, dal 1956, che le ragazze di tutto il mondo vanno in giro con la foto di Grace Kelly come punto di riferimento. Abito in Mikado con il corpetto in pizzo. E nel 2011 Kate Middleton, per il suo matrimonio col principe William, scelse proprio un abito ispirato a Grace Kelly. Quindi non siate fiscali su questo. Una bella chaise longue delle Corbusier è un must have in tutte le case più belle del mondo. Quindi concentratevi in quelle che sono le vostre emozioni e non sulle collezioni. Tutti gli stilisti e tutte le aziende hanno nelle loro collezioni degli abiti che si chiamano car over, che sono continuativi, o piuttosto best seller. Abiti così belli che sono diventati senza tempo, sono degli evergreen, quindi non deve interessarvi in quale anno sono stati prodotti. Questo è fondamentale. Anni fa io lessi una biografia di Diana Spencer. Diana Spencer ebbe una coda lunghissima di circa 8 metri, una coda che portò molti problemi per entrare nella famosa carrozza di vetro che l'accompagnò in cattedrale. Diana diceva che ogni volta che apriva il suo album di nozze ripeteva: fa che la coda si accorci, fa che la coda si accorci. Ecco, questo è fondamentale. Quando voi guardate le foto dopo 20 anni dovete dire: quanto ero bella, non quanto ero ridicola. L'abito di Diana, nonostante il suo aspetto sontuoso, fu reputato quello meno principesco di tutti i tempi. Quindi questo è fondamentale. E adesso, ragazze, godetevi la vostra esperienza d'acquisto.
E grazie al nostro Stefano Battaglia. Vi voglio vedere sempre così, mi raccomando. Allora, grazie al nostro Stefano Battaglia e alla sua band. E adesso un po' di pubblicità e poi torniamo con È sempre domenica. Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. Feels with me. Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. Feels with me. Solo con voi mi pena, sola mi condena, correre mi destino para burlarla a lei, perdiendo el corazón de la grande pabellón, me dice el clandestino para ballarla del, può aiutare nella notte, io che mi fa trabalhar, mi vida della deie, en tutta con ballar. Sueño reina en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida es provvivida di esta autoridad. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana es ilegal. Solo con voi mi pena, sola mi condena, el correr del destino para burlarla a lei, perdido el corazón de la grande pabellón, mi dice el clandestino para ballarla a lei, mano negra clandestino, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana es ilegal. E grazie al nostro Stefano Battaglia e alla nostra band, adesso siamo alla rubrica sportiva, ci è venuto a trovare un campione di volley, questa volta Diego Andropoli, benvenuto. Ciao, ciao, la sua rappresentante della squadra All for Volley, ciao ragazze, ciao. Allora lo so che non è proprio galanteria, però questa volta è l'allenatore che si accomoda e voi ragazze rimanete in piedi, tanto siete sportive. E raccontiamo un pochettino questa passione per uno sport che piace tantissimo, che è la volley. Diego è in Serie B nell'Area Abruzia Volley Team, che è una squadra che si sta difendendo molto bene in classifica e ha deciso anche di diventare allenatore di associazioni sportive amatoriali per bambini e per adulti, e loro sono una rappresentanza di una squadra che insomma ha deciso, no, un gruppo di amiche che hanno deciso di tornare alla pallavolo, addirittura proprio hanno deciso proprio di iniziare a farla da adulti. Allora intanto raccontaci Diego la tua carriera che è molto lunga. Sì, ho iniziato a 11 anni praticamente, quindi giovanissimo, dopo la solita trafila dei settori giovanili ho alternato campionati di Serie C e Serie B, però sempre nell'Interland del Cosentino, ecco, non ho voluto allontanarmi da casa. Tutto qua. Senti, la volley è uno sport, la pallavolo è uno sport che piace moltissimo e si inizia da giovani, da piccolini, anzi a scuola, perché poi è uno degli sport che si fa proprio negli istituti scolastici, no? Si inizia così. Così è successo anche a te? Sì, ho iniziato a scuola, alle scuole medie, un professore che era molto bravo, che poi è rimasto anche come, diciamo, addetto ai lavori nel mondo della pallavolo, mi ha insomma iniziato a questo sport e poi ho proseguito in modo agonistico. C'è una bella, insomma, ci sono belle squadre, no? Forti in Calabria, è vero? Sì, c'è una forte tradizione, c'è una forte tradizione, sia a Cosenza ma anche, voglio dire, a Lamezia, a Vibo, dove abbiamo la Serie A1, quindi la Calabria è una regione che si difende bene sotto questo punto di vista. Si difende molto bene. Senti, perché fare pallavolo? Poi lo chiedo anche alle ragazze. Allora, pallavolo è perché è uno sport nobile, è uno sport completo dal punto di vista fisico, sviluppa in egual misura gli arti inferiori e gli arti superiori, è molto divertente ed è incentrato sullo spirito di squadra, quindi valorizza tantissimo il gruppo, la coesione dello stesso.
ed è veramente divertente, soprattutto poi da adulti. Senti, ma tu sei allenatore anche di uomini o solamente di squadre femminili? No, ho anche un gruppo misto. E la differenza? Quasi nessuna. Quasi nessuna? Sì, le donne non sono un po' più nervosette, sono più competitive, diciamo sono la più verità. competitive, Vero? ma Ecco. anche tra di loro durante gli allenamenti. Quindi devi fare un po' da pacere tu, Sì, c'è più da impegno calmiere. da questo punto di vista. Senti, sì. allora, dimmi, come ti chiami? Sono Katia. Francesca. Giovanna. Ok, allora dimmi un po' il tuo ruolo. Allora, io gioco come ricettore e attaccante e le mie due compagne invece sono centrali. Tu sei il capitano, esatto, vero? sì. Avete deciso come gruppo, insomma, eravate un gruppo di amiche, dice che facciamo la sera, andiamo a giocare a pallavolo. Sfruttiamo la nostra passione, infatti questa è la dimostrazione di come una passione condivisa trova spazio a qualsiasi età. E quante volte vi allenate alla settimana? Circa 3. Circa 3, quindi comunque assolutamente siete proprio esatto. professioniste, insomma. Diciamo che insomma ci diamo da fare con i nostri sacrifici, perché poi al di là di tutto tutti quanti abbiamo i nostri impegni lavorativi e sociali, però ecco, diamo sfogo alla nostra passione in questa maniera e siamo contenti. Perché ti così. piace la pallavolo? Perché intanto è uno sport di gruppo, crea coesione e comunque diventa anche uno spazio sociale. Senti, il prossimo impegno vostro sportivo? La prossima settimana, prima delle feste, abbiamo un'altra partita, speriamo di... Vabbè, non lo diciamo. Toste? Siete Sì, toste? Ok. sì. Senti, invece tu, per quanto riguarda la classifica di Serie B, prossimi impegni? Allora, noi i prossimi impegni ormai c'è la pausa natalizia, quindi riprenderemo le partite a gennaio, già dalla prima settimana, mentre poi con gli allenamenti si continua anche durante le pause di Natale, non c'è mai una pausa nello sport. Sempre allenati, sempre allenati. E quindi sempre. bisogna mangiare anche in un certo modo? Sì, Voi state attente a Natale? No, perché l'allenatore... Sì, io le peso poi. Le pesi? Sì. No, dai, allora vengo anch'io. No. Va bene, grazie al nostro Diego Andropoli, grazie alle nostre ragazze della All for Volley. A questo punto guardate come siamo noi, dallo sport, insomma, e dalla salute passiamo al vino, quindi alla nostra rubrica di vino. Ecco qua. Siamo pronti per degustare, Che cosa degustiamo oggi? Quest'oggi degustiamo un Cabernet. Un Cabernet, che è un vitigno internazionale, che però si coltiva anche in Calabria. Certamente, ormai sono decenni che questo vitigno si è acclimatato in Calabria e devo dire che dà delle performance molto interessanti. Anche molti vini che sono stati premiati negli anni scorsi calabresi erano fatti con percentuali anche importanti di Cabernet. Qua la scelta dell'azienda è di proporre un Cabernet calabrese, quindi il bello è di poter assaggiare e gustare e scoprire le caratteristiche di questo vitigno internazionale, come si esprimono nel nostro territorio. Allora, stappiamolo, perché ci rendiamo conto adesso, insomma, tra l'altro come si associa, a quali piatti si associa questo vino. È un bel rosso anche questo, Il vero? rosso, il Cabernet normalmente danno, è un vitigno facile, nel senso che non dà grandi problemi in lavorazione, ma proprio per questo è un grande vitigno, in genere dà dei vini molto importanti, che sono caratterizzati da un'estrema fruttosità di frutta rossa, con delle note caratteristiche di foglia di pomodoro, di peperone. Questo è tipico del Cabernet. Per la verità, questa caratteristica, che a volte nei Cabernet del Nord risulta addirittura fastidiosa, nei Cabernet coltivati in Calabria è molto lieve e molto delicata. Quindi è un po' più delicato, quindi il Cabernet sì, coltivato... è meno erbaceo rispetto ai Cabernet del Nord. Dà dei risultati, devo dire, molto interessanti, molto piacevoli. Quindi diventa anche un'unicità, diciamo, all'interno della gamma dei Cabernet, Sicuramente, ha una sua unicità. Perché poi i vini esprimono, le uve esprimono sempre quello che è il territorio, anche se io prendo... Io lo prendo intanto, un Sauvignon, un altro vitigno del nord, e lo porto in Calabria, non avremmo una replica
dei vini che so, francesi o friulani, ma avremo qualcosa di tipico, di fortemente caratteristico. Ecco, quindi non è detto che bisogna avere per forza un vitigno autoctono, anche all'interno di un vitigno che invece è internazionale si può avere una originalità tutta calabrese. Senti, allora capiamo intanto come lo associamo, a quali piatti, visto che siamo di domenica, insomma le nostre signore hanno preparato per stasera. È un vino importante, quindi sicuramente è un vino da carni, è un vino che va bene in questi periodi natalizi, ecco, con le nostre pasta ripiena, la nostra tipica pasta china, va benissimo, diciamo, anche per il periodo natalizio. È un vino da arrosti, quindi, però è molto poco tannico, quindi è anche un vino delizioso da sorseggiare così come... Quindi insomma se invitiamo qualcuno e gli diamo un calice, un ballon di vino Cabernet ci sta anche, assolutamente non per forza legato a un pranzo o a una cena. Perché insomma. non è affatto aggressivo. Non è aggressivo. Allora il colore? Colore rosso rubino intenso, molto brillante anche. Ok, lo assaggiamo? L'impatto olfattivo è notevole e soprattutto è molto fine. Proprio senti la frutta com'è. Sì. Intensa, arriva al naso, anche uno non esperto la coglie subito con queste note dolci finali molto piacevoli. In bocca è ancora un po' fresco e acidulo perché stiamo parlando di un 2016. È un giovane, insomma. È un giovane, questo è un vino che vive molto in bottiglia. Certo, questo lo si può conservare in bottiglia per altri 4-5 anni. E dopo questa prima sensazione di acidità invece esprime tutta la sua morbidezza e soprattutto la lunghezza. I sapori sono gli stessi che poi sentivamo al naso, questi di frutta. Insomma, quindi adesso magari prima della cena un bicchiere di Cabernet, insomma, per accompagnarsi poi alla serata, sicuramente vero? finiremo la trasmissione continuando a bere questo vino. Bene, grazie al nostro Vincenzo Ippolito, il nostro enologo, che poi Grazie ci ritornerà insomma in trasmissione per raccontarci un altro vino sempre calabrese. A questo punto invece noi siamo andati a trovare, cambiamo completamente argomento, ci occupiamo di medicina e nella settimana siamo andati a trovare il dottor Malomo. Siamo con il dottor Giampaolo Malomo, presidente dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Parliamo di una patologia molto grave, parliamo di SLA. Capiamo in realtà di cosa si tratta. Certo. Questa è una malattia neurologica, diciamolo subito, il pneumologo interviene successivamente, quindi è una malattia prettamente neurologica che si basa su processi neurodegenerativi che avvengono a livello delle corna anteriore del midollo spinale e a livello anche centrale. Quindi ci troviamo di fronte a una patologia molto seria che colpisce 4 apparati, quindi l'apparato locomotore, quindi la nutrizione, la parola, quindi la fonazione e la deglutizione. Quindi è importante perché colpisce 4 apparati, ma lascia libero il pensiero, quindi il ragionamento di questi malati. Ha un'evoluzione progressiva, non è immediata, quindi molte volte abbiamo delle difficoltà nell'inquadramento diagnostico di questa patologia che ha degli inizi subdoli e poi ha una difficoltà proprio a mettersi a fare la diagnosi perché è una diagnosi abbastanza complessa, si basa sull'esclusione di altre patologie muscolari o neuromuscolari che possono avere gli stessi sintomi. Naturalmente dobbiamo dire che colpendo questi organi chiaramente limitano molto l'attività di questi pazienti, quindi che sono limitati anche come dicevo, nella masticazione, nella fonazione e anche nel respirare, quindi, perché progressivamente queste alterazioni del motoneurone porteranno da un punto di vista respiratorio, prettamente respiratorio, a una tosse inefficace, quindi un paziente che non può espellere i propri mucui, quindi ha bisogno di un apparecchio da tosse assistita, ha bisogno della gestione successiva proprio delle vie aeree, quindi è importante in questi pazienti fare una diagnosi precoce, anche perché il decorso, diciamo, di questa patologia non è che sia benevolo, insomma, di norma tra i 2 e i 5 anni non abbiamo, intorno ai 5 anni non abbiamo
grosse sopravvivenze di questi malati nella fase importante. Quali Diciamo. sono i dati di incidenza, di prevalenza qui in Calabria? Quanti In, casi ci sono più o in meno? Calabria abbiamo all'incirca 195 tra i 180 e i 190 casi di SLA accertati in vari stati e intorno a 55-59 accertamenti di nuovi, ogni anno di nuovi casi. Stiamo parlando di un numero importante. Di un numero importante e che purtroppo col progredire della patologia, anche perché ci sono dei farmaci che vengono utilizzati tipo il riluzolo ma non incidono moltissimo nella sopravvivenza, quindi la sopravvivenza con il riluzolo è circa 3 mesi, quindi poi bisogna andare a curare i sintomi della malattia man mano che si manifestano, cioè in progressione, diciamo. Cioè, in questo decorso drammatico, no? In realtà poi il paziente, ma tutto il nucleo familiare è coinvolto, perché stiamo parlando di una patologia estremamente drammatica, il paziente a un certo punto diventa completamente paralizzato e quindi ci deve essere un familiare in particolare che si occupa, si prende cura appunto del E questo è un vero dramma, cioè l'assistenza domiciliare in questi pazienti è veramente pesante per il familiare, perché il familiare deve occuparsi da una parte da un disbrigo di un certo numero di pratiche burocratiche che ci sono, quindi da ottenere la protesi, ottenere l'ossigeno, da ottenere i vari ausili, eccetera, eccetera. Dall'altra parte deve assistere il malato che è totalmente dipendente da lui, quindi deve nutrirlo, deve vedere se succede qualcosa. Quindi c'è bisogno di creare intorno a questo malato, affinché possa vivere dove è giusto che viva, cioè nel proprio domicilio, una vera e propria assistenza domiciliare ad elevata intensità di cura, quindi dove ci sono delle figure specialistiche a cui può fare riferimento il caregiver, cioè il familiare, per le varie problematiche che possono instaurarsi. Come siamo messi da questo punto di vista? In Calabria siamo messi un pochino come tutte le regioni d'Italia, quindi anzi, io direi che forse anche per alcuni aspetti in modo drammatico anche peggio. Perché abbiamo dei centri di sollievo, di riferimento che possono occuparsi di questi malati specifici, quale la struttura che è presente, unica struttura regionale che è il San Vitaliano, ma altresì abbiamo una vera carenza di personale specializzato che si possa occupare a domicilio di questi pazienti. Per cui utilizziamo alcune volte, quando ci riusciamo, le esperienze che si è già acquisito presso queste strutture per dare sollievo alcune ore a casa del malato, ma non sono certamente sufficienti, quindi io penso che dovremmo fare uno sforzo in più, fornirci anche noi di alcune figure, tipo i fisioterapisti respiratori, tipo i foniatri, che possono andare a domicilio, i logopedisti, quindi che possono andare a domicilio e fare un'equipe. Tra l'altro ci troviamo di fronte a pazienti che hanno necessità di tutto, quindi respirano attaccati a un ventilatore, ci vuole anche il tecnico della ditta che gestisce il ventilatore, che possa essere chiamato qualora ci sia un malfunzionamento della macchina. C'è bisogno anche dello psicologo, perché purtroppo ci troviamo di fronte a dei malati che erano in piena attività e che si trovano d'emblée senza poter comunicare neanche con l'ambiente esterno. Abbiamo bisogno di tecnologia al letto di questo ammalato, perché per farle comunicare ci vogliono i comunicatori oculari. Quindi, come vede, il familiare dovrebbe essere un esperto e occuparsi di tutte queste cose. Non è possibile, necessita di un aiuto che si può dare solo qualora noi riusciamo ad effettuare i PAI, i piani di assistenza individuali, ad elevata intensità di cura, che vanno però normati da un piano regionale, quindi che ora non c'è, bisogna legare con le istituzioni, con la rete, insomma, bisogna fare rete insieme. Quindi bisogna lavorare su questo e sensibilizzare. Tra pubblico e privato. Assolutamente, bisogna naturalmente sensibilizzare anche l'opinione pubblica, proprio perché sono casi che poi tanto rari non sono, noi l'abbiamo capito. Purtroppo no. I numeri che ci ha raccontato. Grazie al dottor Giampaolo Manovo, grazie per averci dato un quadro della situazione su tra l'altro un argomento di estrema importanza.
Spero di essere stato chiaro, almeno Assolutamente, assolutamente. Grazie al Presidente appunto dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. A questo punto invece noi cambiamo argomento, ci spostiamo su un altro settore che è quello della bellezza e parliamo con la nostra Paola Ambrogio. Allora, siamo con Paola Ambrogio, parliamo di bellezza, parliamo di dermopigmentazione, siamo andati a trovarla nel suo studio e insomma mentre sta lavorando, quindi scopriamo un po' insieme a lei che tipo di trattamento sta effettuando in questo momento. Ciao Paola. Buon pomeriggio a tutti, salve. Allora, io in questo momento sto facendo un trattamento di microblading sulle sopracciglia. Come spiegavo in precedenza, il microblading è un metodo manuale totalmente differente dai metodi che si sono utilizzati fino ad ora, cioè il classico tatuaggio. Un tempo si usava fare il tribale, che non era altro che un sopracciglio pieno di colore. Adesso invece queste ultime tecniche ci consentono di andare a disegnare proprio i peli lì dove i peli naturalmente non crescono. Quindi evitiamo quell'effetto uniforme che poi fa un po' da pennarello, diciamo, sì. E invece con questo tipo di tecnica si va a riprodurre proprio quasi un pelo in 3D. Esatto, vero? Un peletto in 3D, esattamente. La cliente qui ha già un'ottima base perché ha già diversi peli, quindi io posso, più pelo c'è dico sempre sulla sopracciglia, più il lavoro è naturale. Beh, si camuffa di più. Si camuffa di più, chiaramente, però dà anche spessore il pelo, cosa che invece non accade se mi capita di trattare una cliente che soffre di alopecia. Allora in quel caso bisogna andare a fare le sfumature. In questo caso con la cliente non c'è bisogno, basta fare il pelo semplicemente per andare a definire. Ok, senti, quanto tempo ci vuole per un trattamento del genere normalmente? Allora, mediamente ci vogliono un paio d'ore, nel senso che un'oretta va via solo per il disegno, per fare la forma, scegliere il colore. Chiaramente il tutto si fa diciamo concordamente con la cliente. Quindi si sceglie un po' il tutto, sia la forma, ripeto, che il colore. Beh, insomma, poi perché bisogna cercare di essere, insomma, no, armoniosi sì. nei confronti proprio della pelle, esatto. no? Armoniosi e anche, soprattutto, come dico sempre io, naturali. Ecco. Però va di moda adesso la sopracciglia più spessa, quindi un po' te la chiedono questa cosa. Questo è proprio l'esempio della sopracciglia che va adesso. Adesso vanno queste sopracciglia molto folte. Se vedete un leggero sanguinamento è assolutamente normale, perché è un chiaramente tatuaggio, esatto, ecco. si va a ledere la pelle in maniera assolutamente superficiale perché si rimane sull'epidermide. Però un leggero sanguinamento è assolutamente normale. Come potete vedere la cliente è tranquilla, non ha quindi dolore non si sente? Un filo di fastidio si sente, perché dire che non si sente nulla, no, bisogna essere sinceri. Quindi è un leggero fastidio, è sempre comunque un ago che va a scalfire la pelle, però è assolutamente sopportabile. C'è un leggero arrossamento che nel giro di una mezz'ora poi va via. Ok, quanto dura poi questo tipo di tatuaggio, di lavoro? Dipende dalla tipologia di pelle. Nei casi di pelle grassa dura dagli 8 ai 12 mesi, mediamente si fa una volta all'anno il ritocco. Quindi il ritocchino una volta l'anno, quindi esatto. insomma si fa quelle 2 ore e poi dopo ci vuole l'anno prossimo. Assolutamente sì. Ecco. E si può cambiare anche la forma? Anche la forma leggermente si può alzare per via del fatto, io dico sempre che con il tempo la pelle cede, quindi nel cedere si abbassa e noi di anno in anno alziamo il lavoro di un mezzo millimetro, che è impercettibile. Però diamo un effetto lifting. Esatto, assolutamente. Quindi anche con il tatuaggio si può fare un effetto lifting, sì, che è sicuramente meno invasivo che il botulino, per esempio. Infatti la sopracciglia, la classica sopracciglia ad ala di gabbiano che tutte mi chiedono, serve proprio a questo, ad aprire l'occhio e a cancellare almeno una decina d'anni. Basta alzare un po' il sopracciglio. Basta alzare un po' il sopracciglio, vedi? Ecco, un altro bel consiglio dalla nostra Paola Ambrogio. Grazie per averci ospitato nel tuo studio. Naturalmente ti aspettiamo in una prossima puntata di È sempre domenica. Grazie mille. Sogno un cimitero di campagne viola, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco 200 o 300 anni, giusto per capirti più e placcar gli affanni. Sogno al mio risveglio di trovarti accanto,
vestata con le stesse mutandine rosa, non più bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l'ornamento di una bella sposa. Ma che sapore ha una giornata uggiosa, ma che colore ha una vita mal spesa, ma che sapore ha una giornata uggiosa, ma che colore ha una vita mal spesa. Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. Feels with me. Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. Feels with me. E siamo rientrati, è sempre domenica Cataldo. Allora a questo punto ci spostiamo perché è il momento dello chef. Un angolo di gioia, definiamolo così. Sì, dopo il vino Dopo ci il facciamo vino, anche una mangiata, dai. Una allora buona ci mangiata con il nostro amico Gennaro Di Pace. Eccolo qua, Di altro Saracena. chef. Sì. È meraviglioso. Parco del Pollino. Calabrese, nord diciamo. Nord della Calabria Calabria. nord. Esatto, quindi... Tra l'altro Gennaro, tu ti sei preparato fuori, hai studiato tantissimo, no? Esatto. E poi sei voluto tornare in Calabria, a Saracena. Tornare sul territorio. Da 5 anni, nel 2012, insieme alla mia compagna, abbiamo deciso di ripartire sul territorio. Diciamo che era già un treno già partiti, siamo saliti su un treno che la Calabria è già in viaggio e quindi siamo saliti su un treno che già era partito, quindi adesso è il momento della Calabria, è un momento forte per l'enogastronomia, per le aziende vinicole, quindi nascono tantissime aziende vinicole, siamo in forte crescita e questo non può che renderci felici e continuare questo progetto che è anche Cooking Soon, che è un progetto che facciamo insieme ad altri 8 giovani chef in tutta la Calabria che portiamo anche fuori all'estero, tra eventi su Londra, Parigi, abbiamo fatto anche gli altri Portate un po' la Calabria fuori. Fuori a livello internazionale, poi voi siete giovani, tutti i giovani chef, ma già pluripremiati. Sì, sono già delle eccellenze. Già sono delle Già sono delle eccellenze, eccellenze, così giovani ma già eccellenze. Senti, ma qui che cosa ci hai portato? Perché vedo, insomma, tra l'altro la cosa bella degli chef che stiamo conoscendo, no, in queste puntate, che sono tutti giovanissimi, tutti hanno voluto tornare in Calabria, tutti partono dalla tradizione, dalle proprie origini, però poi naturalmente esce fuori anche il DNA di giovane e di innovazione. Ecco. Territorio c'è sempre, quindi rimane soprattutto le radici di un piatto e assolutamente usare la materia prima del posto. Adesso parliamo di un dessert con gli agrumi, quindi calcoliamo che la Calabria è una regione che produce diciamo la quarta parte, il 4% solo di arance su un totale che è vastissimo, di una regione che produce tantissimo, di agrumi, dal bergamotto al cedro. Quindi cosa ci fai assaggiare, dai? Andiamo su un dessert Mi piace il fatto... fatto che è il dolce, perché poi, capito, di pomeriggio un po' di dolce... Andiamo su un dessert, allora, Anche quindi... perché di domenica in Calabria si mangia tanto. infatti, si chiude quindi sempre il col dolce il dolce. pomeriggio, Qua a quando ti quest'ora incontri, proprio il dolce no, con le persone... cade a fagiolo. Allora, cade a fagiolo. un dessert è una crema inglese sotto, quindi abbiamo adagiato questa crema inglese che è leggermente piccante con una salsa di un aceto di peperoncini, quindi c'è della mentuccia e dell'aceto di... Caramelliamo sopra questo... lo zucchero grezzo, questo aggeggino a me mi piace da morire, ora lo compro e anch'io, quindi è troppo bello lo mettiamo al di sopra di questa crema all'arancia, quindi è una crema di arancia e zafferano, quindi anche lo zafferano che in Calabria nasce anche in Calabria sul territorio, e sopra mettiamo, questa è un olio d'oliva, olio evo sempre del territorio, trasformato in polvere, quindi vedi l'innovazione, ecco. Abbiamo olio d'oliva, un aceto di peperoncini sotto, abbiamo l'arancia, gli agrumi
agrumi, lo zafferano e il caramello sopra, il croccante col dolce, quindi una leggermente rivisitazione, salato. una rilettura in chiave estremamente moderna dei nostri prodotti. Assolutamente, la materia prima sul territorio, perché abbiamo dei prodotti di eccellenza, dei prodotti assolutamente straordinari che pochi hanno, e quindi abbiamo anche più libertà su un territorio, perché non abbiamo un vasto repertorio di ricette della tradizione, perché siamo una regione che come ricette non abbiamo molto, quindi abbiamo più prodotti che ricette tipiche. Questa è una cosa interessante, perché su questo poi potete lavorare. Abbiamo più scelta anche di potete divertire. Senti, ma questo è un dolcino e siamo in chiusura, è un dolcino che possiamo, vabbè, in modo più semplice riprodurre a casa? Riprodurre a casa, vabbè, una frolla semplicissima e una crema catalana, si può fare una crema catalana all'arancia e bruciarla leggermente sopra. Magnifico, poi questo è un po' più complicato. Preziosissimo per i nostri telespettatori. Allora, io rimango qua con il nostro Gennaro Di Pace ad assaggiarlo. Io vi abbandono, che abbiamo un momento. Sei impegnato. E adesso passiamo alla cronaca, un episodio che ha sconvolto non solo i calabresi a partire dal 1989, ma tutta l'Italia. È annoverato tra i cold case italiani più intricati. E con noi l'avvocato e criminologa Chiara Penna, con cui parleremo del caso di Dennis Bergamini. Buonasera Chiara. Dicevo, il caso di Dennis Bergamini è stato uno di quei casi che ha letteralmente sconvolto il mondo dello sport in Italia a partire dal 1989. Dennis era un giovane calciatore del Cosenza ed è morto lungo la statale 106 Ionica. L'inchiesta in un primo momento è stata archiviata e si è pensato da subito al suicidio, ma la famiglia di Dennis non si è mai arresa, anzi si è sempre battuta ed è riuscita in questi anni a far riaprire l'inchiesta più volte. Chiara, che significa riaprire un'inchiesta che è già stata chiusa intanto? La vicenda processuale è stata dall'inizio molto intricata, perché inizialmente, appunto, come dicevi, era stato iscritto questo procedimento, per così dire, nei confronti di ignoti e subito archiviato. C'è stato un procedimento per omicidio colposo nei confronti dell'autotrasportatore che purtroppo guidava il camion sotto il quale è finito il corpo di Dennis Bergamini, che ha visto l'assoluzione in tutti i gradi di giudizio per questo capo di imputazione. Successivamente la famiglia, che non si è mai arresa, ha insistito con il proprio consulente medico-legale, il dottor Pierucci, il quale sin dall'inizio ha evidenziato alcuni aspetti importanti che non erano stati in qualche modo presi in considerazione precedentemente. Cosa significa? Che quando le persone offese insistono con i propri consulenti, con i propri avvocati a voler evidenziare determinati aspetti rappresentandoli alla procura, in questo modo è possibile in qualche modo sollecitare le attività di indagine e quindi far sì che il processo possa in qualche modo proseguire, e ripeto, è un po' quello che è accaduto. E quindi è stato fondamentale l'intuito degli inquirenti, perché dopo tanti anni hanno dovuto rivalutare quelli che erano semplicemente elementi che avevano però portato ad una chiusura di quella vicenda. Sì, perché purtroppo già nel 2011 era stato riaperto con questa ipotesi di appunto omicidio volontario, ed era stato archiviato nel 2015, perché esaminate le evidenze medico-legali che erano state prospettate dai consulenti del pubblico ministero, non erano emersi dei dati rilevanti, anche alla luce di alcune deposizioni che erano state fatte. Per fortuna sono stati rifatti degli esami e questo ha portato appunto il pubblico ministero a chiedere la riesumazione del corpo di Dennis Bergamini, e si è arrivati oggi all'incidente probatorio su richiesta tra l'altro della difesa di uno degli indagati. Non si tratta di suicidio, ma Dennis Bergamini sarebbe morto per quale motivo? Allora, allo Stato pare che sulla base di alcuni elementi che erano già stati riscontrati nelle consulenze e nelle perizie medico-legali effettuate negli anni precedenti, però con altri strumenti, è stato possibile anche analizzare una parte specifica del corpo che era la laringe, che non era stata precedentemente presa in considerazione, e l'ipotesi è che purtroppo la morte sia avvenuta prima che il corpo fosse poi posizionato, pare, sotto il camion, o comunque in limine vita, quindi quasi purtroppo al momento del decesso, e quindi la morte sia avvenuta per cause
per così dire, di asfissia meccanica. Quindi soffocamento. Purtroppo sì, e successivamente posizionato sotto il Secondo te camion. che valore potrebbero avere oggi le testimonianze? Beh, oggi ritengo che l'indagine sia sostanzialmente ricominciata da capo, perché con un dato di questo tipo medico-legale ritengo che gli inquirenti adesso inizino a rivalutare una serie di situazioni e di deposizioni che magari prima erano state considerate in maniera differente. Quindi adesso l'incidente probatorio ha cristallizzato questo elemento, però chiaramente l'indagine continua, ritengo, nella maniera tradizionale. Spieghiamo brevemente che cos'è l'incidente probatorio. Sì, l'incidente probatorio è una anticipazione dell'assunzione della prova che normalmente avviene in dibattimento, quindi in contraddittorio, quindi per far sì che si possa effettuare in quel momento senza, in parole povere, rinviare successivamente questa acquisizione, si crea il contraddittorio prima della chiusura delle indagini e quello che si è fatto in quel momento si congela e si porta già Poi, come prova durante la acquisita fase nel processuale, dibattimento. secondo te si arriverà presto alla verità? La verità è difficile dirlo in questa fase, soprattutto perché chiaramente molti elementi noi non li conosciamo perché sono ovviamente segretati. Certamente già un passo avanti è stato fatto perché si è esclusa la possibilità che il corpo sia stato sostanzialmente sbalzato, per esempio dal Quindi camion. la dinamica sicuramente è non è completamente stata differente, quella sì. a cui si faceva riferimento in questa prima fase. Purtroppo Grazie sì. Chiara. Grazie a te. Buon lavoro, grazie. Grazie. Raffaella, a te la parola. Allora, grazie Cataldo, a questo punto lasciamo un po' di musica, lo spazio alla nostra band, Stefano Battaglia. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every night you stay, every game you play, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. All my poor aches, and every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. Every move you make, every bond you break, I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. I'll be watching you. E grazie al nostro Stefano Battaglia e alla sua band, sempre molta atmosfera ci crea, però ci vuole atmosfera per chiamare la nostra ospite oramai fissa, Linda Suriano, oggi accompagnata. Ma veramente, ma molto accompagnata. Gli angeli custodi, grazie. Agli angeli custodi questo pomeriggio. Sì, perché come tu ben sai noi abbiamo a che fare solo con donne, visto anche... Sì, no, è un problema il nostro, alla Carly Fashion Agency c'è un problema, troppe donne Troppe. per quanto mi riguarda, Perché troppe quote comunque rosa. è così, con Miss Italia noi combattiamo un'estate con donne, poi abbiamo la presentatrice donna e certo. quindi
è giusto per vedere che ci sono anche gli uomini, no? Oh, finalmente! Quindi abbiamo i modelli della Carly Fashion Agency. Loro sono due dei modelli che fanno parte appunto della Carly Fashion Agency. Agency. Però bodyguard, non fate ste facce, che paura. Vabbè, sono emozionati. Lo so. Quindi sì, ecco, ti dicevo, loro sono due dei modelli che fanno parte della Carly Fashion Agency, della mia agenzia, e sono qui perché comunque ora racconteranno un po' quello che stanno facendo, perché come tu ben sai la Carly Fashion Agency è alla ricerca comunque di modelli e modelle, è un'agenzia che organizza anche eventi, quindi non solo sfilate di moda ma l'evento a 360 gradi. Facciamo casting giornalmente, ovviamente da questi casting sono usciti anche quindi loro sono freschi di casting? Sì, sono giovanissimi. Quanti anni avete? Come ti chiami? Io sono Salvatore e ho 26 anni. 26 anni. Tu invece? Io sono Ugo e ho 20 anni. 20 anni, vedi, giovanissimo. Ma tu ti sei vestita da Bone Girl? Sì, certo, per l'occasione. Ecco, no, perché ti vedo da 007 loro e tu molto... sì, certo, con la scorta. Con la scorta sei Oggi, venuta. sì, sono venuta con la scorta. scorta. Ma perché fare il modello? Come ti è venuto in mente? Vabbè, dai, decidete, uno dei due. Beh, comunque è qualcosa che ci cresci, cioè ce l'hai già da piccolo, non è una cosa che ti viene dopo. Già da piccolino inizi a vedere quando magari anche vai a comprare vestiti, inizi a guardarti un po' di più allo specchio, no, inizi a fare la differenza, quello no, quello sì, vediamo come mi sta, come non mi sta. Ah, quindi tu ce l'hai un po' questa idea fashion? Il narcisismo, diciamo. Narcisismo si chiama, bravissimo. Vabbè, che poi c'è da dire che lui comunque studia anche recitazione, quindi in ogni caso mi piacerebbe pure fare l'attore, insomma è un artista, tant'è che è fresco anche da un provino. Ah, ecco, quindi insomma non solo modello ma anche attore. Anche attore, sì, ho studiato 3 anni a Roma in un'accademia della capitale. Cosa vorresti fare da grande, modello o attore? Attore. Attore, ma non mi precludo niente. Beh certo, quello che arriva arriva. Sì. Tu invece Ugo, da dove vieni? Io vengo da Cosenza, ho scoperto questa agenzia grazie a una mia amica che mi ha portato a conoscere Linda, che ci sta aiutando anche con i vari casting che stiamo facendo. Infatti ieri abbiamo partecipato a un casting. Mi piacerebbe... È cattiva Linda? No. Anzi, no, per niente. No, perché con me lo fa, quindi volevo capire. Ho questo viso così angelico. Ah, ma quindi tu fai differenza tra uomini e donne, fammi capire. Sì, non siamo bene definiti. A noi ci tratta bene, a noi ragazzi ci tratta bene. No, io tratto tutti bene perché sennò la gente potrebbe capire male. No, scherzo. Però... Anche perché sono piccolini. Sì, infatti. E quindi... A me piacerebbe lavorare tanto come modello, anche fare vari shooting, infatti stiamo già progettando qualcosa insieme con l'agenzia. Quindi vorresti fare, diciamo, fotomodello? Sì. Soprattutto. Va bene, insomma Linda, in bocca al lupo, quanti ce ne hai di modelli? Poi te li faccio vedere, guarda. Va bene, ce ne sono un po', sì. Ti farò fare un casting solo per te, così vabbè, li seleziono io però. Grazie a Linda Suriano. A questo punto però chiamo Cataldo. Cataldo, non ti sentire. È arrivato l'altro modello. Vieni con noi. Sì, eccolo qua. Vabbè, tu diciamo che lui è il modello di punta, Cataldo. Il testimonial. Ci alziamo anche noi perché noi siamo in chiusura di questa puntata, non potevamo che chiudere in bellezza, caro Cataldo, ecco, e anche un po' con una nota maschile, ogni tanto ci vuole, grazie ai nostri modelli. Noi ci avviciniamo al centro perché ringraziamo la nostra band. Grazie a voi, grazie. Grazie ai nostri ragazzi, grazie. Grazie al nostro Stefano Battaglia che ci ha accompagnato anche in questa puntata di È sempre domenica. Noi diamo appuntamento, Cataldo, grazie mille, insomma è stata una bellissima avventura questa puntata, ma ne avremo tante altre. Alla prossima domenica con È sempre domenica dagli studi di Teleuropa Network. Alla prossima.